Eder. Mac. Pallister. Seppure è apprezzabile lo sforzo del programma Chi l'ha visto nel fare chiarezza sulla scabrosa vicenda del rinvenimento delle matasse di spago in casa Visintin, l'intervista a Chiara Ingrosso presenta profili di disinformazione, tanto per le domande evitate o mal poste, quanto per le risposte grossolanamente riparatorie e affatto giustificabili. L'ex inviata del programma Quarto Grado aveva già fornito agli inquirenti una ben differente versione dei fatti e in precedenza si era spesa pubblicamente ad oltranza per proteggere, aggiornare e difendere Sebastiano, risultando spesso irridente e persino beffarda, offensiva, nei confronti di amici e parenti di Liliana, i quali, come ogni persona mediamente intelligente e onesta, non potevano credere alla casualità della scoperta nel cassetto della cucina che l'accoppiata Ingrosso Visintin andava millantando. L'intervista di Veronica Briganti risulta dunque invereconda e al contempo poco credibile. Del resto, quest'ultima versione fornita dalla Ingrosso appare in tutta evidenza aggiustata per eludere il sospetto, fondato, di un suo favoreggiamento. Eppure non è nemmeno logica. Perché mai Sebastiano le avrebbe detto: «Ti prego, die, che l'hai trovato tu, lo spago», quando è lei stessa alla Briganti in pubblico ad affermare di averlo scoperto? E perché poi si sarebbe accordata con il principale sospettato, oggi unico indagato, per portarlo in questura? Se la Sciarelli non dovesse fare chiarezza veritiera sulla discordanza e incoerenza delle varie versioni fornite da Chiara e Seba, non si potrebbe che intuire come i due avessero un patto, un'esclusiva da salotto e da collegamento in diretta in cambio di assistenza informativa e mediatica. E che sia stata proprio l'improvvisata Claretta a suggerire a Seba di tirar fuori i gomitoli, prima dell'atteso esito del test del DNA. Rimane il dubbio che l'intervista di Chi l'ha visto alla giornalista Ingrosso, guarda caso, passata proprio a Rai 3, fosse in realtà strumentale a giustificare il suo comportamento, eticamente discutibile e contrario alla deontologia professionale. È dunque auspicabile che l'impeccabile, fin qui Sciarelli, voglia chiarire gli interrogativi sulla genuinità dell'intervista in questione, mettendo in onda il confronto tra le 3 e più versioni della Ingrosso per Mediaset, per la Procura e per la Rai, e chissà, magari rapportandole anche a una, fosse pure l'ennesima nuova, di Sebastiano. Al momento del ritrovamento del cordino, Chiara Ingrosso lavora per Quarto Grado e ovviamente Quarto Grado in quel momento ha un occhio di riguardo per Sebastiano Visintin. Se Chiara Ingrosso vuole continuare a lavorare per Quarto Grado ed essere l'inviata sul caso di Trieste, che è il caso più importante, non può pregiudicare i suoi rapporti con Quarto Grado e quindi è costretta ad andare incontro con le sue dichiarazioni a Sebastiano, anche se questo significa a quanto pare dire una verità non esattamente corretta agli inquirenti. Una volta che Sebastiano ha rotto i rapporti con Quarto Grado e che la Ingrosso ha smesso di lavorare per Mediaset e anzi è passata alla Rai, ecco che la Ingrosso può finalmente raccontare la sua verità, una verità molto diversa da quella detta inizialmente. Passiamo a Sebastiano, il quale alle 8:14 del 14 mattina sta per arrivare al centro commerciale Zazenon. Di conseguenza non può essere colui che uccide Liliana tra le 8:22 e le 8:40 perché non avrebbe il tempo. Siccome molta gente ha sempre visto in modo sospetto Gabriella, chi tira fuori la teoria della sosia può mettere in difficoltà Gabriella, perché Gabriella è l'unica che certamente si trova nei pressi di Liliana in quei minuti, avrebbe il tempo e addirittura uscirebbe dopo la sosia. Per cui attenzione a tirare fuori certe versioni perché si rischia di inguaiare gente che non c'entra niente. Questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio, è stato ascoltato il 33enne Fabio Lavezzo, uno degli 8 imputati nel processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava in bicicletta a Parabiago, in provincia di Milano, il 9 agosto 2024. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a pianificare l'agguato mortale sarebbe stata la compagna della vittima, Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, la quale avrebbe coinvolto nel piano diversi complici, tra cui amanti, figli, amici e persino il suo ex marito. Tra questi figura lo stesso Lavezzo, compagno della figlia della donna, e Massimo Ferretti, barista di 47 anni, ritenuto uno degli amanti di Carneiro. Nel corso della sua deposizione spontanea, Lavezzo ha dichiarato che alla base dell'odio nutrito da Adilma nei confronti di Ravasio ci sarebbero stati presunti maltrattamenti che la donna avrebbe subito. Adilma accusava Ravasio di maltrattarla, ha detto Lavezzo in aula, e mi disse che non intendeva lasciarlo, sia per motivi economici, sia perché lui non avrebbe mai accettato la separazione. Aggiungendo ulteriori dettagli,
L'Avezzo ha riferito anche di aver sentito parlare, durante una conversazione tra Carneiro e il suo amante Ferretti, di un possibile secondo omicidio. Sentì Ferretti dire: «Dopo di lui toccherà anche alla vecchia», riferendosi alla signora Anna Maria, la madre di Ravasio. Sentì che la signora si opponeva al progetto di Adilma di comprare una cascina per trasformarla in un rifugio per animali e andarci a vivere. In aula il 33enne ha anche raccontato qual era il suo ruolo previsto nel piano. Secondo l'accusa, l'Avezzo avrebbe dovuto posizionarsi lungo la provinciale 149 a bordo di un furgone, con il compito di bloccare temporaneamente il traffico e fornire il segnale di via libera a Igor Benedito, figlio di Adilma, e Marcello Trifone, ex marito della donna, entrambi a bordo di una Opel Corsa. Sarebbero stati loro a dover colpire Ravasio con l'auto. Fui raggiunto da Adilma, ha raccontato, che mi disse di allontanarmi dalla mia postazione per non dare nell'occhio e di tornare più tardi. Ma io non tornai. Volontariamente scelsi di non svolgere il compito che mi era stato assegnato, credendo così che Ravasio non sarebbe stato ucciso. La sua decisione, tuttavia, non ha impedito che il delitto venisse portato a termine. Quando ho visto la Opel con i segni dell'investimento, ha dichiarato visibilmente scosso, mi si è gelato il sangue. Igor e Marcello lo avevano fatto comunque. Quando mi contattarono per coinvolgermi, avrei dovuto allertare le forze dell'ordine. Mi rammarico di non averlo fatto. Nel frattempo, ulteriori dichiarazioni da parte di altri imputati stanno contribuendo a delineare i contorni del caso. Fabio Oliva, il meccanico che ha riparato la Opel dopo l'incidente, ha dichiarato di aver capito solo successivamente che tipo di coinvolgimento aveva avuto, mentre un altro imputato, Mirko Piazza, ha parlato di un rito brasiliano appartenente alla religione Candomblé, tramite il quale sarebbe stata scelta la data dell'omicidio. Intanto, una perizia psichiatrica ha confermato che Marcello Trifone era capace di intendere e di volere al momento dei fatti e può dunque affrontare regolarmente il processo. Non ci sono nuove informazioni sullo stato di salute di Luis da Silva, però sembra che le cose non vadano malissimo, visto che si ipotizza che tra pochi giorni lascerà l'ospedale tornando in carcere. E invece torniamo alla manifestazione che si sta cercando di organizzare il 12 maggio a Rimini. Sono state fatte tutte le richieste come necessario, adesso è semplicemente questione di attendere l'esito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.